Dalla capitale alle vette delle Dolomiti, dai salotti dei Parioli ai locali della Movida di Cortina, una scalata criminale durata anni, costruita su droga, violenza e metodo mafioso. Loro sono Leopoldo e Alviseco Bianchi, ex ultras della Lazio, legati ai vecchi irriducibili. Un nome su tutti, Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic, assassinato nel 2019. Un'amicizia usata come lasciapassare criminale, come marchio di potere. Hanno cominciato dalla droga. A Cortina avevano messo in piedi una rete di pusher, minacciando chi non pagava, pestando gli spacciatori non autorizzati. Poi il controllo dei locali, eventi imposti con la forza, PR e DJ reclutati sotto minaccia, sicurezza gestita da uomini fidati. Il tutto sotto una società con sede a Roma usata come paravento. Ma il passo successivo è stato ancora più ambizioso: gli appalti per le Olimpiadi invernali del 2026. Un modus operandi inquietante, interrotto dal blitz dei carabinieri della compagnia di Cortina, che con i colleghi dei nuclei investigativi di Belluno e di Roma è stato interrotto nelle scorse ore. 3 le ordinanze di custodia cautelare, una in carcere, una ai domiciliari, un obbligo di dimora nella capitale, eseguite su ordine del GIP di Venezia, al termine di un anno di indagini serrate sviluppate da un'attività in materia di stupefacenti della Procura di Belluno risalente al 2022. Un'infiltrazione silenziosa ma precisa, con incontri, pressioni e perfino un messaggio minatorio a Stefano Ghezze, assessore comunale di Cortina, reo di non avere ricambiato il loro presunto supporto elettorale non richiesto né accettato. Il progetto criminale smantellato con l'operazione Reset, coordinata dall'antimafia, seguiva 3 fasi: controllo dello spaccio, controllo della movida, controllo degli appalti. Un piano meticoloso confermato anche da un collaboratore di giustizia e documentato da intercettazioni, pedinamenti e testimonianze dirette. Tra gli episodi più violenti, il sequestro di un uomo rinchiuso nel portabagagli di un'auto per un debito di droga, il pestaggio di 2 dipendenti di un ristorante e di un albergo di Cortina perché vendevano stupefacenti senza autorizzazione, e ancora minacce di morte al gestore di un noto rifugio della Conca a cui venivano imposti i propri servizi ed eventi. L'aggressione a un organizzatore di eventi trascinato nei boschi in pieno inverno, picchiato e minacciato con una pistola, intimidazioni a imprenditori locali, richieste estorsive e la volontà chiara di diventare i nuovi padroni della regina delle Dolomiti.